In quel fratim Boz, agli era lazzu alla parte de citat e si era sentat. Vec al passe parlì che il parint che veve fevelat Boz. Disse al Boz, tu passe qui e sentiti donge di me. L'om gliela donge e si sentà. Boz al ciolet di soms frei anzians de citat e urdise, sentaisi chi ence voatris, e lor si sentarin. Allora ei dise a di che quel calveve dirit di sfrancià, che il boccon di tiere cagliere di nestri fradi Elimelech, Noemi, tornata in daur dai chiams di Moab, avaresi idee di vendilum. Mi apparute divisati e di diti, comprilo, presince di ches che son sentasculi e dei anzians del mio popol, se tu usdo pralto dirit, sfrancilo. Se però non tu svoe, disi mal da urman in mood che lo sepi. Tu sei tu il prin che i toce di sfrancialo, io i ven dopo di te. Che l'altri rispondè, sì, oi voi di sfrancialo. Ma Boz i dise, la di che tu ciolaras che stiam demandi Noemi, tu has dicioli anche Rut, la Moabite, la femmine di quel che le muart, in mood che il non dal muart al puede restare per sempre, per zore de sorobe. Allora, quel che aveva di riscatta al disè, non mi senti dopo il mio diritto, pazza che non hai voi di tocciare la mia sostanze. Fasiti in denan tu impendi me, che io non mi sento. In che volte aiera in Israele queste usanze, quando si trattava di sfrancià o di eredità, per di che la far agli era combinat. Un si giavava il sandul e dava di che l'altri. Agli era che il mood di contrattà in Israele. Quel che tocciava di sfrancià e dise a Boz, compri tal per te, e si giava il sandul. Boz urdise agli anziani e a tutto il popolo, o sei testimonis valtris che io vue o compri demandi Noemi, duce cagliere di Elimelech e duce cagliere di Maclon e di Chilion. E io cioi anche per femmine Rut, la Moabite, vedua di Maclon, perché il non dal muart al duri sulla sorobe e perché il non dal muart non se di tirat via né dei sis fradis né de parte de citat. E voaltris vue o seis duc testimonis. Dute la in che ieri sulla porta risponde, o sin testimonis no? E gli anziani risponderin, che il Signore al fasi diventa la femmina che sta per rientrare in casa to compagne di Rachel e di Lie che, l'ordos, e han mettuta in pis la casa di Israele. Slargiti in Efrate e fasiti un non in Betlem. Che in grazia de discendenze che il Signore ti darà mediante queste femmine, la tua casa diventi compagna di che di Perez, che Tamar i parturì a Giude. Boz alciò le Rut e ie è diventata la sua femmine. E lei con ie e il Signore idea a Rut la fortuna di Cepassù e parturì un figlio. Allora le femmine s'addiserin a Noemi, benedetto sia il Signore, che non ti ha lasciato mangiare neanche come un calviodi di te, che il suo nome lo laudin in Israele. Al sarà per te un conforto e una provvidenza per to vecchiae, perché Allah per mari to brut che ti ul ben,
ie che ie per te, plui che non siet fis. E Noemi c'è pazzu il frutto, s'al mettet al grim e al viodè di lui. Che sdonge i derin un non e a diserin, Noemi ha avuto un frutto, e in metterin non Obed, calzares il pari di esse, pari di David. Vecchi la giornassia di Perez. Perez ha avuto Chezron. Chezron ha avuto Ram e Ram ha avuto Aminadab. Aminadab ha avuto Naxon e Naxon ha avuto Salmon. Salmon ha avuto Boaz e Boaz ha avuto Obed. Obed ha avuto Jesse e Jesse ha avuto David.